Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Finalmente una buona nuova per la Sardegna e per l'Ogliastra. L'aerostazione di Tortolì, considerata una cattedrale nel deserto per 12 anni, dopo aver ripreso l'attività nel corso dell'estate con l'arrivo di 400 velivoli dell'aviazione civile per la programmazione turistica ed in attesa del via libera al progetto Alia Arbatax per i voli dell'aviazione generale, sarà operativo tutto l'anno come sede del distretto aerospaziale della Sardegna. Tortolì può aspirare a diventare la più importante piattaforma di test e certificazione nazionale per lo sviluppo di tecnologie legate al mondo dei velivoli senza pilota. In Ogliastra verranno messe a disposizione infrastrutture e mezzi come appositi sensori per il rilevamento in volo dei droni, che saranno gestiti in tempo reale dalla sala operativa del poligono interforze di Salto di Quirra. Il progetto Sardinia Wave Test Range ha l'obiettivo di consentire alle infrastrutture aeroportuali e alle aviosuperfici dell'isola di sviluppare piattaforme di test, validazione e certificazione di sistemi a pilotaggio remoto di livello internazionale. Professor Cao, possiamo parlare di momento storico, di un altro obiettivo raggiunto per festeggiare i 10 anni di attività? Direi proprio di sì, iniziamo la seconda decade di vita del distretto con l'inaugurazione degli spazi che abbiamo acquisito qui a Tortolì. Abbiamo a disposizione un hangar estremamente funzionale, prospiciente alla pista, abbiamo a disposizione una serie di uffici molto ben curati e con evidentemente la sinergia che svilupperemo evidentemente nell'ambito dell'accordo con il Ministero della Difesa potremo sfruttare anche e utilizzare tutte le infrastrutture militari presenti nel poligono interforze Salto di Quirra. Infatti virando a sud una volta decollati verso il mare dall'aeroporto si entra negli spazi, diciamo così, osservati e osservabili attraverso queste importanti infrastrutture, che io credo potrà dare all'Ogliastra naturalmente, alla Sardegna e più in generale all'intero sistema paese un contributo importante in questo scenario di crescita che avranno evidentemente nei prossimi 10-15 anni i velivoli senza pilota. Quanto è stato difficile raggiungere questo obiettivo di cui lei ci parla da almeno 5 anni? Ma le difficoltà in realtà erano strettamente legate alla necessità ovviamente che l'infrastruttura fosse riaperta al traffico. È stata riaperta al traffico credo a giugno di quest'anno e ovviamente il distretto non aveva la possibilità di erogare risorse di locazione su una infrastruttura che non ne consentiva l'utilizzo. È stata riaperta qualche mese fa, noi immediatamente ci siamo, diciamo così, rimessi al passo rispetto ad accordi che avevamo sottoscritto nel passato e siamo qui ben felici di esserci.
convinti che è un primo passo molto significativo per andare a creare questa infrastruttura territoriale più ampia. Evidentemente già noi abbiamo da qualche anno, da 3 o 4 anni, in affitto l'aviosuperficie di Aliquirra, prospiciente il poligono interforze lato per Dasdevogu, quindi l'idea è quella proprio di avere più aviosuperfici, più aeroporti in linea teorica, che ci consentiranno di sviluppare questa grande infrastruttura isolana, unica, ripeto, a mio modo di vedere a livello nazionale. Una delle cose più importanti da sottolineare è che in occasione della conferenza stampa di oggi sono arrivati molti dei soci del distretto. Beh, i soci del distretto evidentemente godranno, soprattutto quelli che si occupano di droni, e sono tanti, godranno di questa infrastruttura, la potranno utilizzare con degli accordi specifici che andremo a sottoscrivere, ma è chiaro che per loro si aprono degli scenari impensabili, nel senso che oggi evidentemente i test dei droni prevede di poter operare in ambienti estremamente sicuri per il resto del territorio. Questo lo è sicuramente, e quindi godranno di questa infrastruttura e sono certo svilupperanno delle tecnologie in tempi molto più rapidi rispetto ad altri che non potranno usufruire di diciamo di un asset, di un patrimonio così rilevante. Bentrovati e bentornati alla nostra rubrica Farmacia 2.0, una nuova rubrica che è dedicata alla scoperta del microcosmo della farmacia. Vi parleremo anche oggi di quelli che sono i servizi disponibili nelle farmacie di telemedicina, ma soprattutto la vicinanza, come sempre, alle esigenze delle persone. E questa sera vogliamo raccontarvi il ruolo del farmacista. Buonasera Umberto, buonasera telespettatori e grazie per questa ennesima opportunità di raccontare qual è il mondo della farmacia. Abbiamo avuto dei riscontri positivi da parte dei cittadini, da parte dei clienti della farmacia stessa, che vedendomi in televisione hanno chiesto come mai, che cosa è successo, come mai andavo in televisione a raccontare. E semplicemente raccontare quello che la farmacia fa e sta facendo in questi ultimi anni. Il ruolo del farmacista è cresciuto tantissimo, è diventato non soltanto dispensatore di farmaci, ma dispensatore io mi piace definirmi dispensatore di salute, perché comunque con tutti i consigli che si hanno in farmacia, che si danno in farmacia, la gente può gestire meglio le sue patologie. Un ruolo, quello del farmacista, che diventa territoriale, soprattutto in quei centri dove per ovvi motivi non c'è una guardia medica, non c'è un medico curante, e quindi va a contribuire a quello che è l'aspetto sanitario dei piccoli centri anche. Assolutamente sì, è diventato ancora più importante visto che in Sardegna abbiamo circa 10.000 pazienti che non hanno medico di famiglia. Voglio semplicemente ricordare che in Sardegna ci sono circa 650 farmacie che occupano tutto il territorio, per cui troviamo anche in un piccolo paesino di 1.000 abitanti, anche sotto 1.000 abitanti, oltre è rimasto il parroco forse, e il farmacista continua a rimanere per prestare il suo servizio, che non vuole essere assolutamente quello che si sostituisce a nessuno, ma dare un primo servizio, un primo soccorso a chi si rivolge naturalmente alla farmacia, essendo rimasto spessissimo l'unico presidio sanitario presente sul territorio. La farmacia ha avuto uno sviluppo logistico, l'abbiamo già detto, ma è giusto ribadirlo, innovativo con i propri servizi. E il farmacista però ha sempre delle regole antiche, possiamo dire così. Certo, non dimentichiamo qual è il ruolo del farmacista, che è quello di dispensare i farmaci e con esso tutta la corretta informazione al paziente di come gestire il farmaco, di come gestire la patologia. Il farmacista nel suo core business, mettiamolo così, ha proprio il suo ruolo, è quello di aiutare il paziente a stare bene, a gestire la patologia, a correggerlo laddove invece dovesse fare degli sbagli, a verificare che il paziente prenda tutti i farmaci con la famosa aderenza alla terapia. Ci sono tanti progetti che stanno partendo proprio per aiutare il farmacista che verrà formato, per aiutare il paziente a gestire bene la terapia e la sua patologia.
La farmacista è un ruolo sicuramente di fiducia, ma di prodotto o servizio inteso come consulenza. Assolutamente sì, non soltanto consegniamo il farmaco, ma aiutiamo il paziente, come ho detto prima, a gestire la sua terapia e la sua patologia. È cambiato il ruolo del farmacista, siamo diventati farmacisti vaccinatori, facciamo gli elettrocardiogrammi in farmacia, facciamo analisi di prima istanza. Queste sono tutte cose che non ci fanno assolutamente dimenticare quello che è il nostro ruolo principale, che è quello di dispensare il farmaco, che già quello è molto, perché aiutare il paziente nella gestione della sua terapia e della sua patologia è veramente molto importante per una vita di salute del paziente. Dottoressa Orru, grazie ancora, noi ci rivedremo nei prossimi appuntamenti. Farmacia 2.0 continua, affidiamoci al farmacista. Grazie mille a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, siamo alla sala congressi del Cesare Hotel a Cagliari e il momento è di quelli in cui si tirano un po' le somme, si parla di medicina e soprattutto di patologie che impattano davvero in maniera forte, di tumore al polmone. Il congresso è stato battezzato in pole position e ha la prevenzione tra le sue carte fondamentali. È qui con me il responsabile scientifico dell'evento, il dottor Michele Boero, che è il direttore della medicina nucleare della NASBRO. Dottor Boero, voi fate una sfida che ha ampio spettro. Quali sono i piedi di questo tavolo? I piedi di questo tavolo sono tutti coloro che in qualche maniera partecipano al management, alla gestione dei pazienti che sono affetti da questa terribile patologia, ma non solo.
Spesso si parla, anzi opportunamente, di quei team multidisciplinari, ma ci si dimentica che non basta che i sanitari, coloro che si occupano di salute, si mettano insieme. È indispensabile per poter combattere e vincere la sfida con un nemico così forte, che nel team multidisciplinare, o comunque a fianco ai team multidisciplinari, si schieri anche la classe politica e si schierino anche altre figure, le associazioni dei pazienti, i pazienti stessi, tutti devono essere coinvolti in qualche misura, perché insieme, solo insieme, si può vincere questa battaglia. Quali sono i numeri in Sardegna e in Italia del tumore al polmone? In Sardegna abbiamo in Italia abbiamo oltre 40.000 casi diagnosticati all'anno, è un numero impressionante. Soprattutto di questi 40.000 casi, moltissimi, oltre il 50%, vengono diagnosticati in fase avanzata, cioè laddove poi la malattia non è più operabile, e spesso il paziente arriva in condizioni compromesse, tanto che la sopravvivenza per questa patologia è la più bassa tra i cosiddetti big killer, e la Sardegna segue un po' il trend nazionale. Lei parlava del team multidisciplinare dal punto di vista medico, quindi viene quasi immediatamente il binarietto che porta alla prevenzione. Cosa si dovrebbe fare? Sulla prevenzione, secondo me, può giocare un grossissimo ruolo il decisore politico. Come? Implementando dei programmi che coinvolgano anche il territorio e soprattutto investendo in tecnologie o comunque risorse, perché soltanto in questa maniera si può combattere questo nemico e soprattutto si può risparmiare, perché spesso, come dicevo prima, essendo il paziente individuato, questo tumore individuato nelle fasi tardive, le terapie in queste fasi sono molto più costose. Un programma di prevenzione è un programma che in qualche modo investe in salute e permette un cospicuo risparmio, perché la malattia individuata nelle fasi precoci, con gli strumenti terapeutici che abbiamo già a disposizione, può essere efficacemente combattuta. Chi vi ha dato una mano? Questa giornata al Cesar Hotel è stata molto importante, avete coinvolto gli amministratori, i suoi colleghi medici, un po' di associazioni. Chi vi è stato più vicino? Devo dire che la Regione è stata molto vicina, soprattutto l'onorevole Schirru, il Presidente della Commissione Bilancio, che crede fermamente nella prevenzione, e essendo lui Presidente della Commissione Bilancio, e la Commissione Bilancio, sappiamo, è il luogo dove vengono stanziati i fondi, e devo dire che da questo punto di vista c'è stata grande sensibilizzazione. Siamo molto fiduciosi per questo motivo, che la Sardegna possa presto allinearsi alle altre regioni d'Italia e portare avanti un efficace programma di screening e di prevenzione. Ecco, si chiude quando si parla di tumore al polmone, con una domanda che è quasi banale, ma purtroppo invece è crudele e feroce al tempo stesso. Quanto incide il fumo di sigaretta? Incide molto, 8 casi su 10 di tumori polmonari appartengono ai fumatori, quindi le campagne di sensibilizzazione devono partire proprio da questo aspetto, cioè dire ai fumatori: guardate che veramente il fumo fa male, quello slogan che compare nelle sigarette. Insomma, bisogna dargli veramente un valore reale e non soltanto un valore così simbolico, aneddotico, come sembra che oggi abbia fondamentalmente. Ugo Capellaci, Presidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati. Onorevole, i medici chiedono prevenzione, chiedono risorse, chiedono un po' più di certezze per combattere questo che tra i killer delle patologie oncologiche è il tumore al polmone. Quale può essere una delle risposte? Il tumore al polmone è la principale causa di decesso per malattie oncologiche, quindi è una malattia grave sulla quale bisogna assicurare e prestare la massima attenzione. La lotta al cancro, come al resto delle malattie, si combatte soprattutto su 2 fronti, quello della prevenzione da un lato e quello della ricerca dall'altro. Sulla prevenzione è fondamentale che ci sia una maggiore attenzione e sensibilità, e per fare questo credo sia necessario anche un salto di qualità dal punto di vista culturale. Noi stiamo pensando a inserire nella scuola dell'obbligo un'ora di educazione sanitaria, alfabetizzazione sanitaria, che serve sia ad aiutare i giovani ragazzi ad adottare stili di vita sempre più funzionali a una qualità della vita, al benessere e alla salute, sia a trasferire questa cultura della prevenzione, che è fondamentale. L'altro aspetto è quello della ricerca. In Italia si investe ancora poco, perché noi abbiamo un 1,5% rispetto al PIL, siamo ben al di sotto della media europea che è del 3%, di questo 1,5% lo 0,5% è investito solo lo 0,5% dal pubblico e il resto dal privato, quindi bisogna certamente spingere di più, bisogna puntare di più, e soprattutto andando a riformare il sistema, quindi riequilibrando quel rapporto tra territorio e ospedale, perché è sul territorio che si fa la prevenzione, e cercando
cercando di mettere in condizione i ricercatori da un lato, i medici dall'altro, di avere terreno fertile e condizioni di lavoro che siano confortevoli, per non dire altro. E lei parlava di un gap dal punto di vista della ricerca rispetto alle altre nazioni europee. In quest'ultima finanziaria cosa siete riusciti a fare? Allora, in quest'ultima finanziaria si è fatto uno sforzo enorme per la spesa sanitaria in generale. Abbiamo 131 miliardi di euro che sono lo stanziamento più alto della storia, è incrementato rispetto allo scorso anno di 3 miliardi. È ancora poco per poter allineare la nostra spesa a quella dei paesi europei, però dobbiamo tenere conto del fatto che noi partiamo dai 10 anni precedenti in cui c'era stato un definanziamento pari a 37 miliardi di euro, quindi per recuperare questo gap ci vuole del tempo. Oggi comunque si è fatto uno sforzo importante, l'altro aspetto è quello di non guardare solo alla quantità ma alla qualità della spesa, perché se la spesa è una spesa funzionale a determinati obiettivi può portare più della quantità. Faccio solo un esempio: un euro investito in ricerca genera risparmi del sistema sanitario di circa 3 euro. Questo insomma fa capire anche ai cultori della ragioneria più spinta anche sulle spese sanitarie che tutto sommato ne vale la pena anche dal punto di vista dei numeri. Senta onorevole, non è di palo in frasca perché la vista da Montecitorio alla sua Sardegna qual è, anche in vista delle regionali del 2024? A Montecitorio io, come tutti i miei colleghi, credo di qualunque schieramento insomma si appartenga, lavoriamo per cercare di portare pane alla Sardegna, come diceva un importante deputato del passato. C'è preoccupazione rispetto all'attuale situazione perché è una situazione che è comunque drammatica sul piano generale. Abbiamo uno scenario geopolitico internazionale che morde la carne viva e che si ripercuote poi sotto casa in termini di maggiori costi dell'energia, delle materie prime, tutta una serie di problemi che si ripercuotono anche sul portafoglio delle famiglie. Io credo che la Sardegna comunque abbia delle ottime chance perché noi abbiamo dei vantaggi che non stiamo sfruttando, che sono proprio quelli della qualità della vita, dell'ambiente, tutti i concetti che dentro la sanità oggi sono riconosciuti a pieno titolo come fondamentali, ma non solo, i nostri beni culturali, cioè abbiamo veramente tutte le condizioni per poter fare di più, però ci sono dei punti chiave sui quali non abbiamo fatto abbastanza. Continuità territoriale, ne cito qualcuno così a caso: continuità territoriale, la fiscalità di vantaggio, il rapporto tra Stato e Sardegna per quanto riguarda la pianificazione paesaggistica. Va ribaltato, la competenza deve andare alla Sardegna. Insomma, ci sono battaglie che sono anche fortemente autonomiste, che sono ancora sulla strada della battaglia, io dico, ma probabilmente ciascuna di queste è già una guerra e quindi bisogna cercare di insistere. Professor Giorgio Lanasa, prorettore per le attività sanitarie dell'Università di Cagliari. Professore, il quadro che si delinea in questi lavori del congresso in pole position sul tumore al polmone hanno evidenziato dati che sono tragici. Qual è il suo punto di vista? Che sono tragici sotto alcuni punti di vista, nel senso che è una patologia importante che ancora incide fortemente nella nostra popolazione, però anche ci sono dei messaggi di speranza perché le terapie innovative a bersaglio molecolare, gli anticorpi monoclonali, una parte che ancora deve venire che sono le terapie cellulari, le terapie rigenerative, secondo me cambierà anche in questo settore la prognosi di queste malattie. Io credo che avremo a breve tantissime altre novità su questo caso. La politica in questi lavori con responsabile scientifico dottor Boero ha evidenziato una certa sensibilità. Ugo Capellacci, presidente della Commissione Sanità alla Camera dei Deputati, lo stesso onorevole Stefano Schiru, che è presidente della Commissione Bilancio, perché poi nel sentirvi emerge un dato fondamentale: occorrono denari, occorrono fondi, e per la ricerca e per la prevenzione. Guardi, è giustissimo quello che lei sta dicendo. Io devo rimarcare che effettivamente c'è stato un interessamento della classe politica su questo problema dei tumori che ha avuto una ricaduta senz'altro immediata. Noi abbiamo appena concluso, io ho fatto il coordinatore della Commissione Oncologica Regionale e adesso è stato appena varato il nuovo piano oncologico regionale, che è uno strumento di cui si avvarranno i vari professionisti per poter pianificare su tutta la regione l'attività per la prevenzione e la cura dei tumori.
cercando di offrire a tutti, in qualsiasi posto risiedano, le migliori possibilità di cura, e questo si sta verificando grazie al fatto che c'è un vero interessamento anche da un punto di vista politico. Stefano Schirru, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale. Onorevole, l'attenzione, la sensibilità per avviare quelle che sono i primi passi, come hanno detto in questi lavori i medici. Occorre attivare una prevenzione attenta, minuziosa, di precisione per questo che è uno dei 3 tumori killer, il tumore al polmone. Come si deve muovere l'amministrazione regionale? Ma noi ci siamo già mossi sostanzialmente adeguandoci alle direttive impartite dalla direttiva del Parlamento europeo per la lotta contro i tumori e poi anche a quelle che sono le direttive impartite al Ministero della Salute, quindi abbiamo stanziato delle somme utili per poter procedere allo screening del tumore al polmone e quindi per poter così favorire una diagnosi precoce e poter intervenire in tempi rapidi, anche perché è stimato che ogni euro speso nella prevenzione ha una ricaduta di 3 euro sul sistema sanitario regionale. I 2 atenei, con il professor Lanasa di Cagliari e il professor Palmieri di Sassari, evidenziano un aspetto che non riguarda la regione Sardegna ma riguarda il nostro paese. Si investe poco nella ricerca e la ricerca è quella che permette di essere vicini. Qual è il suo punto di vista? Qual è l'osservatorio dalla Commissione Bilancio? Sono perfettamente d'accordo, però c'è da dire che anche con i dati che emergono poi dagli screening ci sono dei potenziali elementi da utilizzare poi ai fini della ricerca e della sperimentazione. In Sardegna si patisce un pochino il sistema sanità. Ci sarà da fare una grande battaglia, adesso ci si avvicina e non è un passare di palo in frasca, ci si avvicina anche alle elezioni. Quale può essere il progetto vincente per garantire a sardi cure e assistenza di buona qualità? Ma diciamo che non dobbiamo nascondere a nessuno che il nostro sistema sanitario regionale scricchiola, però devo dire che noi abbiamo tanti bravi professionisti che garantiscono le cure primarie ai pazienti e erogano delle prestazioni sanitarie indispensabili per una buona salute. Quindi cercheremo di fare ulteriori interventi in merito e anche ulteriori sacrifici. Dottor Montaldo, l'Ordine è ovviamente molto vicino a quelle che sono le battaglie di sensibilizzazione e prevenzione. Qui si è parlato di tumore al polmone. Qual è il check? Qual è la fotografia da parte del Presidente dell'Ordine? La fotografia è che il cancro al polmone, oggi si può fare molto per il cancro al polmone, si può prevenire il cancro al polmone, gli esami per fare uno screening, comunque per fare una diagnosi precoce sono assolutamente attendibili. E se si interviene precocemente, oggi il cancro al polmone è una battaglia che in determinati casi, a seconda del tipo naturalmente, si può vincere. Giuseppe Palmieri, ordinario di oncologia medica all'Ateneo di Sassari. Professore, la genetica cosa può fare e cosa sta facendo per un tumore killer come quello al polmone di cui avete parlato oggi? La genetica molecolare ha un ruolo fondamentale perché serve a fare attuare la classificazione molecolare del paziente, che è il primo passo per avviare il percorso terapeutico del paziente. Quindi in pratica oggi è fondamentale per trattare il paziente dal punto di vista di terapia integrata, quindi chirurgia, oncologia medica, che ha avuto enormi avanzamenti dal punto di vista scientifico, quindi in pratica è la base della classificazione del paziente. In Sardegna i cittadini sardi, i numeri sono drammatici perché si viaggia sulle medie nazionali, 46.000 decessi annui, oltre 100 al mondo con tutti i tumori, insomma. Che tipo di parere lei dà da medico a un paziente che deve affrontare una patologia di questo genere, una diagnosi di questo genere? Oggi sempre di più conta l'anticipazione del trattamento, quindi ancora di più proprio gli aspetti per esempio di classificazione molecolare si sta anticipando per avere un'idea di che tipo di malattia ha il paziente dal punto di vista biologico molecolare, per fare il trattamento più adeguato e più mirato che dia il miglior risultato possibile.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolfette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Prestigioso riconoscimento per l'enologo sardo Andrea Pala. Secondo l'annuario 2024 i migliori vini italiani di Luca Maroni e il suo è il terzo miglior vino bianco d'Italia. Il 2023 è stato per lei un anno di grandi successi. L'ultimo è stato il riconoscimento da parte dell'annuario di Luca Maroni come miglior vino d'Italia. Lei ha raggiunto il terzo posto. Ci racconti questa esperienza e per quale vino ha raggiunto questo traguardo? Sicuramente il 2023 è stato molto importante per la mia professione. Quest'ultimo traguardo è stato ancora più importante perché ho ricevuto questo riconoscimento con un vino extraregionale, dunque siamo andati a lavorare fuori dalla regione, precisamente nelle Marche, a Civitanova Marche, in un'azienda che si occupa di vitigni autoctoni della regione, biologici, e abbiamo ottenuto questo riconoscimento col Pecorino, che è un vitigno autoctono del territorio molto importante perché stiamo cercando di farlo conoscere a livello internazionale e questo è uno dei primi passi che ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione. Un vino extraregionale rispetto a quello al territorio sardo, ma che ha un nome che si avvicina al territorio sardo, Iocco. Sì, esattamente, il nome nasce dalla mia collaborazione, però è un vino che si assomiglia anche come nome, lo Iocco, che è il pecorino di Fonte Zoppa. Lavorare fuori regione è difficile, soprattutto per il mondo enologico, ma ti permette di avere grandi esperienze, di ampliare il tuo panel anche degustativo, conoscere nuovi territori e portare anche le cose positive degli altri territori nella nostra terra. Lei ha ricevuto diversi riconoscimenti, ricordiamo nel 2021 ha ricevuto il riconoscimento di miglior giovane enologo d'Italia, ma restando in quest'anno, nel 2023, lei è arrivato a vincere il premio di miglior vermentino d'Italia. Vuole raccontare anche questa esperienza al Vinitaly? Sì, anche questa è stata una bellissima esperienza perché è un vitigno, il Vermentino, che lo sento della mia terra, è una piccola azienda giovane con grande potenzialità e grande voglia di crescere e si è confermata con un vino tra l'altro di 2 anni più vecchio rispetto all'annata che c'era in commercio, e questo rappresenta anche il fatto che il vino bianco non è solo un vino che si beve in annate, ma può crescere, evolvere, e questo è un risultato importantissimo. Piazzarsi tra i primi 15 vini in Italia al Vinitaly è un traguardo inaspettato forse, ma con grandi emozioni. Parliamo di piccole cantine, qual è il ruolo delle piccole cantine anche nel mercato in questo momento? Sì, sicuramente in Sardegna ci sono tantissime cantine e la maggior parte sono delle piccole aziende che si focalizzano soprattutto nel loro territorio.
Le difficoltà sono tante per queste piccole aziende, soprattutto per entrare sul mercato, perché a volte o per capacità economiche o anche perché a volte sono secondi lavori e i proprietari non riescono a dare tutto il loro contributo necessario. Le difficoltà di aprire nuovi mercati lo stiamo vedendo, soprattutto negli anni di crisi, dove le grandi aziende riescono a coprire più fasce di mercato, invece le piccole aziende devono concentrarsi più con costi molto più alti e dunque uscire sul mercato con dei costi più elevati rispetto al mercato generale. A proposito di mercato, nell'ultimo periodo è cambiata la scelta da parte del consumatore e se sì, come? Sicuramente è cambiata tanto, anche il Covid ci ha indirizzato in nuovi cambiamenti, però il mercato è cambiato sia per le nuove generazioni, perché bevono sempre vini a volte più bollicine rispetto a qualche anno fa, lo vediamo col Prosecco, anche con tutti gli spumanti che ci sono in circolazione. Si sta puntando molto sui vini con un basso tenore alcolico rispetto agli anni passati, infatti questo è anche uno dei tra virgolette delle problematiche della crisi dei vini rossi che si sta vedendo in questo momento. Però è cambiato tanto, però è anche vero che i giovani si stanno avvicinando sempre di più al mondo del vino e stanno lasciando spesso il mondo della birra, e questo è fondamentale per noi e dobbiamo cercare di trovare sempre il giusto compromesso tra proteggere le caratteristiche del territorio e accontentare il mercato. Giovani che si avvicinano a questo mondo, lei come è arrivato a diventare comunque il miglior giovane enologo d'Italia? Perché ha scelto questa professione? I giovani sì, si stanno affacciando molto sul mondo del vino, io anche per famiglia, perché noi abbiamo un'azienda vitivinicola di produzione solo di uve, è stata una scelta indecisa fino all'ultimo, ma dopo, quando ho iniziato l'università, mi ha aperto veramente un mondo, mi sono innamorato di questo settore, di tutte le figure che girano intorno al mondo del vino, perché è bellissimo, più giri il mondo e più conosci la passione per il territorio, sicuramente una grande passione per questo vino. Lei dà la sua professionalità anche per altre aziende? Sì, io faccio il consulente, dunque seguo i processi di produzione dalla vigna, diciamo, fino all'imbottigliamento di diverse aziende sia in Sardegna anche in altre regioni come le Marche, la Toscana, il Lazio e la Calabria. Quali sono le sue prospettive future? Prospettive future, confermarmi sicuramente su questi livelli, aiutare sempre di più le aziende per crescere, per portare il loro prodotto in giro per il mondo. La Sardegna si sta confermando negli ultimi anni non solo sulla qualità ma anche su tutti i riconoscimenti, perché anche se siamo una delle regioni più piccole a livello vitivinicolo, ricordiamo che produciamo circa l'1% a livello nazionale della produzione di vino, però dobbiamo soffermarci sulla qualità e sui riconoscimenti che stanno avendo i vini sardi anche nelle piccole quantitativi, e questo è anche grazie all'impegno di tanti professionisti, tante famiglie che si stanno dedicando al mondo del vino, arrivando anche da altri settori, e anche da tanti giovani, perché la freschezza, le idee di freschezza dei giovani stanno aiutando le aziende sarde a farsi riconoscere fuori dal nostro territorio, non solo nazionale ma anche extranazionale. Buonasera, ben trovati. Dopo la presentazione della scorsa settimana a Nora del progetto Norace, il passato nelle mani del futuro, oggi ci troviamo nella scuola primaria di Sarroch di via Fermi e abbiamo raggiunto una delle operatrici della Fondazione Pula Cultura, Valeria Spada, che racconterà ai nostri piccoli amici quello che è il mosaico. Sì, noi operatori del Parco Archeologico siamo impegnati in laboratori didattici per far vivere a questi ragazzi un'esperienza nuova, completamente immersiva. Sono laboratori didattici di vario genere. Oggi parleremo in modo particolare della nostra punta di diamante, ossia i mosaici di Nora. Dopo averli spiegati in maniera dettagliata, questi ragazzi prenderanno spunto da ciò che hanno visto e ricreeranno loro stessi il loro mosaico che poi porteranno a casa. Dunque rimarrà un ottimo ricordo per sempre di questa giornata, delle nostre spiegazioni del Parco Archeologico di Nora e di questo preziosissimo ricordo del passato, il mosaico.
Allora, vedo che i ragazzi sono già entusiasti di questa cosa, andiamo a conoscere alcuni di loro e vediamo i loro commenti. Vediamo. Vi racconto un po' cosa facciamo allora. Poi noi vi facciamo delle domande, andremo a cercare qualcuno di voi, vi facciamo delle domande. Voi dovete essere più spontanei possibile, dovete dirci quello che vi viene in mente e se volete dirci qualcos'altro esagerate. Dovete essere simpatici, spiritosi, perché poi dovrà diventare un programma che andrà in televisione, vi vedranno tutti i vostri amici, parenti, nonni, quindi dovete fare bella figura, mi raccomando. Quindi adesso iniziamo, tranquilli, Valeria prima inizia. Umberto, poi Valeria. Okay. L'archeologia ti interessa? Hai mai pensato di poter studiare archeologia o di poter scavare? No. Parliamo un po' di storia. È una materia che ti piace? Sì. E anche l'archeologia? Sì. Dunque pensi di studiare archeologia da grande, di fare l'archeologo? No. Che cosa non aveva una bimba dell'antica Nora? Non aveva? La TV? L'aveva la TV? No. E internet? Il telefonino? No, non ce l'aveva. Allora questi bambini dell'antica Nora si annoiavano parecchio, senza TV, senza cellulare, senza internet, si annoiavano da morire. Sì. Sai che Nora è stata riportata alla luce dopo anni e anni di scavo e l'idea di fare l'archeologo, ci hai mai pensato? Sì, mi piace, perché quest'anno ho frequentato un campus di archeologia. Scavando ci siamo divertiti, abbiamo trovato i reperti e li abbiamo disseppelliti e poi li abbiamo classificati. Mentre poi il giorno quando siamo andati al nuraghe, prima siamo andati al parco pubblico per vedere le tombe dei giganti, poi dal parco pubblico siamo saliti al nuraghe e Sodoma e Sorco. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
La Fondazione Le Eccellenze dei Parchi Naturali della Sardegna, Distretto del Cibo Agroalimentare e Zootecnico, Polo per l'Innovazione e lo Sviluppo, ha organizzato una giornata di lavori all'insegna delle strategie da mettere in campo per creare nuove opportunità di sviluppo nei settori trainanti dell'economia del territorio. Importante la prima azione che prevede un programma di digitalizzazione delle prime 600 aziende che operano nei vari settori presi in considerazione. Ospitare l'evento il Teatro Sant'Antonio di Isili. Quest'idea nasce per provare a valorizzare al meglio tutte quelle che sono le produzioni dei nostri 470 soci conferitori di latte e di agnelli, perché noi, oltre ad essere una cooperativa che trasforma il latte, siamo anche Opicarni che raccoglie e commercializza gli agnelli dei soci. In tutti questi soci però non ci sono solo allevatori di ovini, ma anche allevatori di bovini, suini, pollammi e quant'altro. Noi abbiamo creato la Fondazione, il Distretto Agroalimentare del Cibo, per poterci mettere in condizioni di valorizzare al meglio tutte le produzioni degli associati. Non si può pensare che continuiamo la strada del sogonnotto. Oggi bisogna cogliere quelle che sono le opportunità che il PNR ci ha offerto, lo stiamo facendo con grande impegno e non lo nascondo, anche con grandi preoccupazioni, perché sono comunque argomenti difficili da mettere in campo e difficili anche da affrontare. Noi abbiamo fatto una scommessa importante, stiamo andando avanti. Io ritengo che la digitalizzazione sia come quando mungevamo a mano e poi siamo passati alle mungitrici meccaniche. Anche allora creo qualche scompenso e qualcuno diceva ma a cosa servirà, non mungiamo a mano quanto ne vorremmo. Non è proprio così. La Regione in questa fase è con voi, vicino a voi e come vicino a voi? La Regione sicuramente è molto vicina a noi, in particolare l'assessore all'agricoltura in questo momento, che è quella che si occupa in maniera diretta, ci ha sostenuto attraverso finanziamenti per la Fondazione, con l'impegno di tutti i consiglieri regionali che hanno comunque fatto in modo di poter andare avanti, ma anche per quanto riguarda la Fondazione ci hanno concesso un finanziamento importante e anche un finanziamento importante per il fast track che ci consente, come dire, di scalare un po' quello che è il percorso per i finanziamenti dei vari ministeri, che per lo più sono Ministero dell'Agricoltura e il MISE, Ministero delle Infrastrutture. La ORE come può inserirsi in tutto questo? Ma la ORE si è inserita molto facilmente. Noi avevamo una misura che era legata all'internalizzazione, una misura alla digitalizzazione dell'azienda. Le ORE già per conto loro avevano mandato avanti un programma importante, abbiamo voluto comunque unificare le forze per migliorare il processo e digitalizzare quante aziende possibili di più, insomma. Mi pare che abbiamo parlato di 470 aziende oggi. Sì, la cooperativa afferiscono 470 aziende, operiamo in un territorio difficile che è il Sarcidano Barbagia di Siulo, anche se ritiriamo latte in 59 paesi della Sardegna. Il presidente Pala è stato da me quando abbiamo organizzato a Soradile il convegno nazionale sulla lana, sull'utilizzo e lo sfruttamento del prodotto lana. Anche se da una direttiva comunitaria ancora non viene considerato un prodotto ma uno scarto. Noi ci stiamo battendo perché venga eliminata questa direttiva comunitaria in modo che anche attraverso il prodotto si possa avere una remunerazione in più per il mondo agropastorale. In questo territorio è molto vivo anche di pregio, un patrimonio vino-caprino di grande valore. Sono qui perché voglio dare un contributo a questo convegno interessante, un convegno proattivo molto innovativo, dove io dirò che bisogna fare rete, cioè i distretti devono avere questa visione di futuro che attraverso la rete si possono portare avanti produzioni di filiera interessanti come la lana, come il formaggio, come tutti gli altri prodotti legati al mondo rurale. A questo segue il discorso che è innovativo questo progetto perché valorizza soprattutto le potenzialità che sono in questo territorio, soprattutto nel mondo giovanile. Senza i giovani il futuro di un patrimonio vino-caprino non andrà avanti. Sappiamo che ci sono le grandi sofferenze dettate dalla crisi globale, dalla globalizzazione, da quella socio-economica, da quella determinata dal punto demografico, anche dalla situazione climatica. Quindi abbiamo necessità di forze vive che devono lavorare per il bene di queste comunità. Quale potrebbe essere il vostro intervento nell'aiuto e nella digitalizzazione per queste aziende, che sono tante, mi sembra di capire? Noi siamo pronti come agenzia a fare dei corsi di formazione sulla transizione digitale delle aziende. Stiamo lavorando
alla misura 1, che è una misura del PSR che è proprio atta al trasferimento delle tecnologie digitali alle aziende agricole. Il vostro Laore, la vostra società, chiamiamola così, è sempre lavora ormai, diciamo che è un po' quasi il braccio armato dell'assessora all'agricoltura. Noi siamo il braccio armato dell'assessore all'agricoltura e eseguiamo i compiti, quindi siamo un'agenzia operativa nel territorio, abbiamo tanti tecnici, tanti agronomi e periti agrari, anche ingegneri che fanno assistenza tecnica alle aziende. In questa zona ci sono delle necessità, ci sono dei problemi? Noi lavoriamo con i distretti rurali e col mondo agropastorale soprattutto, sia sul benessere animale, gestiamo tutta l'assistenza tecnica al benessere animale e cercheremo di implementare l'assistenza al benessere animale rendendolo ancora più digitale. Pierpaolo Pani, vicepresidente. Oggi si cerca di dare una ventata di novità. L'agricoltore, il produttore gli state regalando dei tablet e quindi dovranno digitalizzarsi per poter entrare nel mondo più ampio. Glieli stiamo dando in uso e è un programma che è partito 3 anni fa. Stiamo parlando di digitalizzazione di un distretto. Vuol dire che dobbiamo necessariamente raccordare tutte le funzioni operative tra esse, quindi i produttori, in questo caso gli allevatori di latte ovino, ma anche gli allevatori di latte bovino, suino e così via, i piccoli produttori, e domani anche il sistema turistico agroalimentare legato all'agroalimentare, lo raccorderemo con un sistema digitalizzato. Oggi in realtà facciamo anche un'altra cosa molto importante, inizieremo ad aiutare in maniera concreta in termini di competitività dando il primo lotto di 1000 kWh a ciascuna famiglia. Una famiglia consuma mediamente 2500 kWh l'anno, secondo i dati ufficiali ARERA. Noi iniziamo a dargli un primo 40%, un secondo lotto lo consegneremo attorno a aprile-maggio e il terzo lotto il prossimo autunno. Alla fine assolutamente il nostro obiettivo è dare competitività a chi ha avuto il coraggio di stare in queste zone interne e combattere assieme a noi. Vogliamo dare un segnale molto forte. Fino ad oggi era una zona un po' abbastanza circoscritta, anche perché grossi problemi di collegamenti. Sì, assolutamente. Noi operiamo su un areale che riguarda 55.000 ettari. Ci occupiamo di esportare fuori dagli Stati Uniti la produzione in questo momento per il 78% in continuo incremento e riteniamo di avere un trend di crescita del fatturato di circa il 45%. Diciamo che mi sembra che più che un buon inizio. In realtà non è un inizio, noi siamo dei privati, abbiamo una logica molto diversa, non amiamo fare annunci, amiamo fare. Mario Serpillo, presidente dell'Unione Coltivatori Italiani. Oggi qui si cerca di dare un'idea di modernizzazione, quindi parliamo di digitalizzazione, perché anche il piccolo allevatore deve imparare a confrontarsi con il resto del mondo. Certo, le criticità attuali ci impongono, a partire dai cambiamenti climatici allo spopolamento delle aree interne, delle campagne, perché i giovani fuggono da queste gravi difficoltà, ci impongono di ottimizzare i processi produttivi e soprattutto di governare meglio sia gli effetti dei cambiamenti climatici, con il dissesto anche idrogeologico, con l'inquinamento in aree che non sono o forse sono state stressate chimicamente, ci impongono di digitalizzare per ottimizzare al meglio sia i processi produttivi che il risultato della produzione, il cibo cioè, perché troppa chimica ha finito per compromettere la salute dei cittadini. Altro argomento estremamente di attualità. La carne sintetica, poi noi abbiamo una posizione particolare. La carne sintetica finisce per far risparmiare l'immissione, anzi per ridurre l'immissione di CO2 nell'atmosfera.
ed è vero questo. È vero al punto che noi riteniamo che sia tutto sommato una posizione rispettabile. L'Italia non può fare la guerra al mondo. Se è possibile, conservando ciascuno le proprie tradizioni, la grande cultura, noi siamo l'esempio a livello planetario del Made in Italy alimentare come in altri settori strategici, rispettando la libertà dei popoli e quindi dell'Italia, che ha titolo, diritto e libertà di continuare a consumare il proprio cibo, famoso per il riconoscimento UNESCO come dieta mediterranea. Allora, se rispettano noi, è giusto che rispettiamo loro. Perché no? Non dobbiamo demonizzarla, tanto più che può essere un modo per mitigare l'emissione di CO2 nell'aria da parte degli allevamenti intensivi che ormai dilagano un po' in tutto il pianeta. Il problema è che qui in questa zona c'è sicuramente il problema dell'allevamento intensivo. Noi non ce l'abbiamo, però il nord Italia sono solo stalle che annoverano numeri da 10.000 in su di bestiame vaccino e bovino, e che utilizzano peraltro, questo lo sappiamo, è inutile che ce lo nascondiamo, antibiotici che finiscono per indebolire completamente o annullare le difese degli organismi dei consumatori. E allora io credo che dobbiamo ragionare un po' con maggiore riflessione sull'argomento. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Una giornata dedicata al calcio del futuro per rimarcare l'importanza del settore giovanile troppo spesso trascurato. Un grande evento andato in scena al Vannissan Grifato Lega Pro e organizzato in collaborazione con la Torres Sassari.
Un intero pomeriggio dedicato al pallone giocato alla presenza dell'intero staff tecnico di mister Arrigoni. Un argomento, quello del settore giovanile, che è stato raccontato e analizzato nel corso di un incontro al padiglione Tavolara, alla presenza del vicepresidente della Lega Pro, l'indiscutibile Gianfranco Zola. Un orgoglio e un onore per la società del presidente Udassi, la proprietà Binsula, aver portato in città un evento dove si ha la possibilità di praticare lo sport, ma anche di poterne discutere con gli addetti ai lavori. Daniele Arrigoni, insomma, la Sardegna prima al sud con un Cagliari che è arrivato 10º e che aveva Gianfranco Zola che ha chiuso con quel Cagliari, adesso commissario tecnico della rappresentativa di Lega Pro. Cos'è successo nel frattempo e che uomo sei diventato, oltre che tecnico? Non so, uomo non sta a me a giudicarmi da solo, giudicheranno gli altri. Io so che mi sono divertito, è stata una professione e tuttora mi sto divertendo perché con i ragazzi ho ritrovato lo spirito giusto. Io sono in pensione già da 12 anni. Avevo già deciso da tempo che a 52-53 anni avrei smesso di fare allenatore. Mi è capitata la soluzione della Lega con i ragazzi, l'ho accettata per un anno per capire se poteva fare per me. E sono qui da 10 anni e mi sto divertendo, devo dire la verità che lavorare con i ragazzi è bellissimo. Senti Daniele, io ho letto in una tua intervista, tu dicevi questo mestiere del calciatore, ne arriva uno su 1.000.000, ma non lo puoi fare se non hai una passione speciale dentro. È vero, com'è? Spiegami un po'. Prima di tutto uno deve vivere con una passione. E io già con i ragazzi, se mi accorgo che non c'è passione, è una cosa che mi dà fastidio. Ma devo dire che in questi anni mi sono ricreduto. Pensavo che molti provassero a fare il calciatore solo perché si guadagna, tutte queste belle cose, e invece secondo me senza la passione non si può andare avanti. È l'aspetto più importante secondo me, bisogna viverla come si dice che è un lavoro, secondo me non è mai stato un lavoro, è stato un divertimento, perché veniva prima di tutto. Senti, a Cagliari ovviamente hai lasciato un pezzo di cuore, ma quella formazione nasceva da quali considerazioni? Dal campo, con Gianfranco che era un capitano, con Cellino che chiedeva di sostituirlo spesso? Mi ricordo benissimo e devo dire la verità che è stata una delle esperienze più belle della mia carriera da allenatore, perché addirittura quell'anno lì andarono in 3-4 ragazzi in nazionale, Esposito, Lancella, Gobbi e Agostini, mi sembra addirittura che fu convocato. E fu un'esperienza entusiasmante perché partimmo benissimo, ci andarono male alcune cose perché tutti si dimenticano dell'infortunio di Suazo. Senza l'infortunio di Suazo probabilmente staremo a parlare qui di altre cose e non del 10° posto. A Sassari, in una bellissima riunione sportiva, venite dal campo con i ragazzini dei vivai della Torres e dell'Olbia. Che indicazioni hai tratto? Ci sono profili interessati che potrebbero diventarlo? Sì, secondo me sì. Io oggi in maniera particolare mi sono 4-5 profili mi sono piaciuti tantissimo e sicuramente li riproporrò avanti nelle nuove convocazioni. C'è un nuovo Gianfranco Zola? Come Gianfranco Zola penso che sia un po' difficile. Hai fatto vedere come si batte una punizione ai ragazzini che avete messo al Vannissanna oggi? Per fortuna no, per fortuna no, però come dicevo prima è stata una bella sorpresa perché qualitativamente ci sono dei ragazzi di buon livello veramente e in generale tutte e due le squadre hanno fatto vedere delle buone cose, volevano giocare, avevano della buona qualità e buone iniziative. Questa è una cosa che ha sorpreso un po' anche gli allenatori. Tu hai rivisto il Vannissanna dove hai iniziato con una Torres che sta facendo faville, il primo posto della classifica a pari punti col Cesena. Che sensazioni hai? No, sono contento, è io sono affezionato comunque alla Torres per i miei trascorsi, ma comunque vedere una squadra sarda che sta facendo bene così in Lega Pro, dove io ci lavoro, è una cosa che mi fa piacere. Poi lo sta facendo con
con grande personalità e sta sorprendendo tutti, insomma, e questa è una cosa, sono belle storie, insomma. Con Matteo Marani, che è presidente della Lega Pro, avete sottolineato l'importanza del fatto che ci sia passione nel ridare vitalità ai settori giovanili. La strada è questa, della passione, della tecnica che prevalga sul fisicismo. No, è fondamentale, dobbiamo ridare attenzione a questo. Ormai il calcio secondo me va in questa direzione, ci vuole tanta formazione, tanto lavoro che parte da sotto nel creare qualità, nel creare creatività nei bambini, nei ragazzi. Ne abbiamo bisogno, non ne abbiamo bisogno noi solo come Serie C, come Lega Pro, ma ne abbiamo bisogno in tutto il campionato. Noi secondo me possiamo dare un grosso contributo anche al calcio nazionale. Si è ripresa la vetta della classifica in un momento particolare del campionato in cui le grandi cominciano a fare le grandi. Qual è la soddisfazione del presidente della Torres? È una grande soddisfazione, siamo molto contenti, è un gruppo che ci sta dando veramente belle sensazioni, ci sta facendo emozionare, quindi insomma siamo molto contenti. C'è un momento in cui nel percorso di una società di calcio si devono fare delle scelte, guardare un po' avanti. La città è prontissima, i tifosi pure, la società? La società vive il presente, è normale che siamo proiettati nell'immediato futuro, però sempre con i piedi per terra, con grande umiltà, lavorando sodo tutti i giorni per cercare di migliorare qualcosa che sta andando bene, ma tutto è migliorabile. Buonasera, allo Sport e Passione, i premi Ussi 2023 qui a Carbonia dal Teatro Comunale. Vi faremo vedere le immagini delle premiazioni e anche alcuni dei protagonisti. La festa dello sport sardo, annualmente organizzata dall'Unione dei giornalisti sportivi. Ospite d'onore l'applauditissimo il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, insignito del premio alla memoria di Davide Astori. E Claudio, commosso come sempre, ha incontrato il padre e il fratello dello sfortunatissimo difensore del Cagliari e della Fiorentina. Una pioggia di riconoscimenti per le atlete e gli atleti protagonisti dell'ultima stagione agonistica e tra i premiati anche i volti più noti di Sky, il cagliaritano Giorgio Porrà e Veronica Baldaccini, che è nata proprio a Carbonia. Inoltre riconoscimenti alle società che puntano tutto sui giovani, come la Sulcis Box Team, che è stata assegnata alla 40esima edizione del premio Joseph Bargio. Da sottolineare tra le curiosità della serata il brillante esordio come co-conduttrice dell'evento dell'Olimpionica di atletica Dalia Caddari. Lo sport è passione, perché a volte ce lo dimentichiamo, presi forse dalle cose più importanti che riguardano i diritti sportivi e questi temi qua, che allontanano però un po' i giornalisti, un po' anche gli appassionati da quelli che sono i luoghi dove si svolge lo sport e da quelli che sono i protagonisti dello sport. Allora quest'anno abbiamo voluto puntare su questo per ribadirlo, abbiamo bisogno di stare vicino agli atleti e agli eventi sportivi per poterli raccontare meglio. Allora, noi cerchiamo come sempre di dare spazio a tutti, le federazioni sportive sono oltre 100 e ci pensa il CONI, per questo, per tenerle tutte vive, noi cerchiamo di raccontare le storie, quelle un po' più particolari, per dare spazio, come detto, alle grandi federazioni come quelle del calcio, del tennis, della pallavolo, ma anche quelle un pochino più piccole che comunque hanno delle realtà in Sardegna davvero incredibili da raccontare. Qui a Carbonia Lussi presenta questi premi e lo fa anche in una chiave di territorio molto forte. Sì, a noi piace fare questa scelta, come abbiamo fatto stavolta, cioè di venire sul territorio. Abbiamo scelto Carbonia quest'anno un po' perché ci piaceva venire in un posto così importante, un po' perché ci tenevamo tanto, anche perché l'amministrazione comunale ci ha accolto molto volentieri. Allora noi siamo venuti qua sul territorio per cercare di raccontare anche un po' lo sport locale e anche un po', come si dice, anche per indirizzare questi grandi eventi come questo, che creano sicuramente una certa visibilità anche in una zona un po' meno illuminata. Abbiamo deciso di portare i riflettori da questa parte. Un lavoro dell'Ussi, un lavoro regionale, nazionale, ma soprattutto coeso allo sport, alla passione, ma alla professionalità.
Sì, noi ci proviamo perché questo per noi è anche un evento importante dove gli sportivi incontrano i giornalisti e anche dove i giornalisti si incontrano tra di loro. Non sono tanti le occasioni che abbiamo di incontrarci, di parlarci, ecco. Quindi questo per noi è un evento importante anche da questo punto di vista. È un evento bellissimo, devo ringraziare il Lussi che è riuscito a organizzare una manifestazione di questo livello, un livello altissimo, perché sono presenti veramente degli sportivi di grande prestigio. Noi come Sistema Sportivo Sardegna non possiamo che essere felici e orgogliosi di tutto questo. Come è andato lo Sport Sardo 2023? Io credo che siamo tutto abbastanza bene. I risultati non sono mancati in tutte le discipline, dalle discipline di squadra alle discipline individuali. I ragazzi stanno crescendo, ci stiamo preparando per le Olimpiadi di Parigi e ci auguriamo che la delegazione sarda sia almeno come quella della scorsa edizione, che era già stata molto numerosa. Insomma, siamo felici, siamo ripartiti benissimo dopo la pandemia, tutte le federazioni, tutte le associazioni hanno risposto molto bene nonostante le grandi difficoltà che ci sono state, e quindi siamo veramente, secondo me, orgogliosi di quello che ha fatto tutto il nostro movimento. I premi Ussi che abbinano lo sport e la passione, lei ne è un esempio. Beh, ce ne sono moltissimi che danno tanta passione, lo dimostrano, perché l'impegno dal campo è passato a un impegno chiamiamolo politico e anche dirigenziale delle società, quindi è un impegno che condivido con tutti gli altri. E com'è lo stato di salute del basket isolano in questo momento, soprattutto quello amatoriale che dà una bella spinta all'indotto? Sicuramente noi in Sardegna diciamo che come professionismo abbiamo solo la Dinamo che ci può rappresentare, tutto il resto è un carattere molto inferiore come livello, però i numeri sono cresciuti tantissimo, siamo ritornati agli stessi numeri che avevamo prima della pandemia, quindi i ragazzi si sono riavvicinati e questi numeri li abbiamo riscontrati maggiori nel settore mini basket, quindi i bambini che vanno dal 2012 fino al 2018. Il consiglio è fare sport con passione, ma soprattutto farlo perché c'è la voglia di farlo. Certo, qui bisogna parlare verso le famiglie devono capire, ma lo sanno anche loro, che fare sport. Io a proposito di questo, è uno slogan che chiunque lancerebbe nel mondo dello sport, non solo io del mondo del basket, però vorremmo anche più sensibilità da parte delle amministrazioni. Per fare sport abbiamo bisogno di un'impiantistica, di spazi esterni che ci permettono di portare i ragazzi, la buona volontà da parte nostra, delle federazioni e delle società c'è in tutti gli sport. Se la politica avesse un po' più di riguardo verso lo sport ci farebbe molto piacere, ma sono sicuro che troveranno il tempo per farlo. È stata una premiazione, la sua, molto sentita, perché c'è stata anche una dedica speciale. Sì, c'è stata una dedica a Giulia, io proprio stamattina sono stata su Rai 1, dove molto spesso vado per sensibilizzare le persone che ci ascoltano a questa tematica, che è una tematica che, ci tengo bene a dirlo, è diffusa in tutti gli ambienti sociali, quindi è una tematica che non vede situazioni familiari degradate, no, purtroppo è una tematica diffusa anche nelle migliori famiglie, come è successo nel caso di specie. È una battaglia che io faccio da tanto tempo e purtroppo siamo ancora abbastanza indietro e che ancora tanto dobbiamo fare, soprattutto nei confronti dei nostri figli e delle nostre figlie, che dobbiamo educare come sono stata educata io da mio padre, ad essere uguali. Mio padre, quando ero ragazzina, da quando avevo 15 anni, mi ha sempre detto: tu puoi fare tutto, però devi fare solo una cosa, devi studiare. E io questo dico alla mia nipotina femmina come al maschio. Il claim di quest'anno della premiazione è lo sport è passione, però ci sta anche che lo sport è uguaglianza. Lo sport deve essere uguaglianza, il fatto che io sia stata scelta poi dalla FIGC per fare il giudice in un ambiente prettamente maschile è un grande segnale che anche il calcio sta cambiando e che il calcio ci tiene all'uguaglianza. Certo, le donne partono dal punto di vista fisico svantaggiate rispetto agli uomini, però credo che abbiano delle doti di sensibilità e delle doti di intelligenza che possono compensare, diciamo, le carenze, le debolezze fisiche, ecco. Mister Ranieri, un premio Ussi 2023 all'insegna di sport e passione, ma anche di tante emozioni quest'anno.
Sì, è un premio che i giornalisti sportivi sardi hanno dato, ci stavano molti campioni e tutti meritevoli, veramente un gran premio. È una cosa che mi ha toccato molto perché Davide era una persona squisita, leale, pulita, e ricevere il premio dal papà e dal fratello mi ha commosso, insomma, sono sincero, non pensavo di farlo, però ai sentimenti non si comanda. A me fa piacere moltissimo venire qui, anche perché ho l'occasione di riabbracciare tanti vecchi amici, molti non li vedo da 30 anni, perché insomma sono partito da Cagliari che ero un ragazzino, mi ritrovo qui maturo, ma come dici tu pieno di passione ancora sia per questo mestiere sia per gli amici che ho lasciato qua. A proposito di amici e di inizio di questi percorsi, le devo chiedere il ricordo del suo primo mentore, possiamo dire così. Il mio mentore? Io ho cominciato con la carta stampata, quindi scrivendo i primi pezzi, perché io mi occupavo e giocavo a basket, quindi diciamo che il basket era il primo sport quando ero piccolo, ho cominciato a scrivere di basket sulle cronache dell'Unione Sarda e quindi allora il mio riferimento erano Nando Mura, che appunto era il capo della redazione basket, e poi insomma i vari Antonello Madè, Dionisio Magia, io sono cresciuto con loro. E poi quando sono andato a Videolina insomma ci sono stati Serreli e Frailis che un po' mi hanno insegnato il mestiere, e poi lì abbiamo creato, come dire, una nostra redazione, una nostra repubblichetta, e lì insomma Bruno Corda, il grandissimo, anche lui mitologico, Valerio Vargiu, io ho conosciuto anche Puppo Gorini nei primi anni della mia vita a Videolina, insomma, quindi io lo dico sempre anche agli amici e colleghi continentali, la gavetta fatta a Videolina per un giovane giornalista è sempre stata una cosa preziosa, questa roba si è un po' persa, io lo vedevo i miei colleghi più giovani, insomma, che arrivano a Sky, fanno lo stage lì, però è un'altra cosa, bisogna soffrire, imparare da chi ne sa più di noi e si cresce così. Dei premi Ussi ci sarà anche la premiazione di una vostra concittadina. Assolutamente sì, Veronica Baldaccini è una carissima amica, siamo cresciuti insieme, quindi c'è anche un conflitto di interesse rispetto alla storia che è Veronica, una grandissima professionista che è partita da Carbonia, che è cresciuta, che ha avuto modo di intraprendere un percorso che oggi la vede protagonista e che per noi è un grandissimo segno di riconoscimento e di importanza, quindi grazie a Veronica per essere presente oggi e credo che sia un premio meritatissimo. Un premio Ussi all'insegna di tante emozioni, di tante passioni, sono emersi davvero tanti argomenti di confronto e abbiamo giocato in casa perché questa è la sua casa. Sì, io sono nata e cresciuta a Carbonia, qui ho studiato sino alle superiori e qui sostanzialmente ho iniziato a coltivare il sogno di diventare una giornalista sportiva, ho anche provato, diciamo, in qualche modo e quindi questa è stata la culla di tutti i miei desideri e perciò dicevo questa per me più che una premiazione è un appuntamento con la vita, perché poi ritirare questo premio dato dai colleghi nella mia città davanti alla mia famiglia sicuramente è un valore molto molto speciale. È vero che il suo primo maestro è stato Valerio Vargiu? Devo dire che è stato sicuramente il collega che più ha creduto forse in me, dandomi un'opportunità che allora era insomma anche un po' anacronistica, o meglio più all'avanguardia, forse questo sarebbe il termine giusto, nel senso che sostanzialmente mi legittimò come opinionista. Che poi è il ruolo che svolgo ora, quindi se vogliamo è stato il primo a pensare che al di là delle domande che io potessi fare agli atleti, quello che io ero in grado di dire, cioè quindi appunto la mia opinione potesse avere un valore e non era facile appunto perché ero una ragazza, ero giovane, ero una donna e quindi insomma in quella cultura patriarcale che anche in una serata come questa abbiamo cercato prima di descrivere e poi naturalmente di criticare, ecco non era facile assegnarmi quel ruolo, quindi assolutamente devo dire grazie a Valerio. Il premio Ussi 2023 qui da Carbonia si conclude, ridò la linea al nostro Valerio Vargiu, restate con noi. PIMER, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bene, abbiamo raggiunto la parte di chiusura della trasmissione. Ringrazio Veronica Baldaccini che al microfono di Umberto Palumbo ci ha fatto tanti complimenti. Adesso vi vorrei leggere una poesia. Siamo pronti? Bene. Sono nato di brezza e di spuma, sono nato di sale in quel punto indeciso che sposa la terra e il mare. Lì è la mia casa fatta di granito e di vento levigata dal tempo. Sono nato di fronde ed uccelli, sono nato di ali nel passo innevato del monte. Sono nato di canti, sono nato di carne, un perfetto imperfetto che profuma di cisto, che profuma di mirto, scintilla di Dio, impastato dall'odore d'amore. Questa poesia si chiama Sono nato in Sardegna. E il nostro ospite è Franco Carta. Franco Carta che fra 2 anni festeggia 40 anni di professione come odontoiatra, ma ha una grande passione per la poesia. Lui è originario di Orgosolo, ma ha vissuto tutta la vita a Cagliari. Viene definito poeta ibrido. Perché? Allora, la definizione, diciamo che me la sono data da solo perché io ho iniziato l'avventura appunto della scrittura lirica utilizzando la lingua logudorese che si parla a Orgosolo. Però avendo, come precedentemente detto giustamente, vissuto quasi tutta la mia vita a Cagliari, io sono un po' impastato sia dalla lingua logudorese che da quella casteddaia e tempo fa, scrivendo una poesia, mi capitò di inserire, diciamo per errore, una parola all'interno di una poesia logudorese in casteddaio. Di questo errore non mi resi conto prima di pubblicare nel libro la poesia. Quando l'editore mi mandò appunto la bozza da correggere me ne accorsi, però a quel punto vedevo che suonava bene e tra me dissi: ho ibridato la poesia
logudorese, e da allora mi sono dato questo nome, Poeta Ibrido. Era il mio primo libro quello. Com'è nata questa passione, dottor Carta? Allora, io, come accennato, sono nato a Cagliari, però ho vissuto dai 3 anni sino ai 10 anni a Orgosolo, perché mio padre, diciamo che era nell'arma della polizia. Allora la polizia era un'arma, era proprio militare, ed era in missione lì nel suo paese, perché lui era nato a Orgosolo, per cercare di catturare diverse bande, tra le quali quella di Mesina. Nella sua vita ha fatto tante esperienze. Io credo che una delle più importanti è stato un viaggio di 1 mese in agosto per l'Operazione Africa. Avete lavorato con un collega per intervenire su 250 bambini nel Madagascar. Esatto, è stato nel 2012, diciamo che ho consumato le mie ferie quell'anno lavorando, ma con tanto piacere. È stata un'esperienza ricca di gioia e di cose che mi hanno reso la vita più bella. Vedere questi giovani e questi bambini che magari si facevano 30 km a piedi per venire da noi, è stato veramente bello. E non gli mancava mai il sorriso. Ho visto in quei bambini che non avevano nulla quella gioia che spesso ai bambini che noi siamo stati abituati a diciamo, giocare con i videogiochi, con tante cose che questi bambini purtroppo non hanno, e spesso però i nostri figli non hanno quel sorriso, quella voglia di giocare che hanno questi bambini nella loro semplicità. Quando un maturo, ma soprattutto un bambino, va dall'odontoiatra, ha un po' di timore, un po' di paura, la preoccupazione di sentire del dolore. Il bambino del Madagascar no, era contento. Beh, no, sicuramente c'è da lavorare con i bambini dal punto di vista psicologico. Abbiamo bisogno appunto di avere un approccio particolare con i bambini, sì, su quello anche perché tra l'altro non erano proprio abituati ad avere medici, non sapevano neanche che cos'era. Un particolare, abbiamo detto papà, nativo di Orgosolo, e la nonna, la mamma del papà, a Tidalora. Sì, allora intanto devo dire che in quegli anni vissuti a Orgosolo mia nonna fu per me quasi una madre, perché mia madre spesso viaggiava. Io dovendo fare la scuola ero iscritto lì ed ero fermo in quel paese, nel paese di Orgosolo. Non seguivo mia madre quando tornava a Cagliari, quindi avevo proprio un rapporto molto stretto con mia nonna, e mia nonna aveva questo ruolo, non è un lavoro, è un ruolo. La tittadora era colei che quando una persona moriva era incaricata di cantare nella veglia funebre la vita in rima del morto. Quindi in estemporanea, se era una persona che conosceva, quindi sapeva che tipo di vita aveva fatto, e cantava in rima. E questo canto era un canto non solo di pianto, era un canto consolatorio, era un canto di accompagnamento del morto all'aldilà. Tant'è vero che il termine è proprio attittu, da cui deriva il nome Attitadora, in sardo deriva dalla nenia che le mamme cantano durante l'allattamento del figliolo. Quindi sattittu è il canto mentre si dà la tetta, così proprio. E quindi la figura della tittadora è un qualcosa di più della prefica greca che faceva solo il pianto. Questa è una figura quasi diciamo mistica, che accompagna il morto come se fosse un figlio verso il paradiso. Il cronista incalza il rapporto del dottor Franco Carta con i falsi idoli. Allora,
qualche tempo fa mi capitò di andare a Oristano e visitai il Museo Arborense e lì venni a conoscenza di una storia cagliaritana molto particolare che pochi conoscono. La storia dei falsi idoli. Il direttore del Museo Archeologico di Cagliari nel 1830 inventò questa truffa ai danni di Carlo Alberto a cui riuscì a sbolognare una trentina di falsi bronzetti costruiti da un mastro ferraio del quartiere allora La Pola della Marina. Bene, questa truffa ha sopravvissuto anche alla morte di Carlo Alberto, perché soltanto 70 anni dopo venne scoperta. E io, incoraggiato da questa storia particolare, ne ho tratto un racconto che ho pubblicato in un'antologia, Racconti di Sardegna. Un'opera realizzata da Franco Carta insieme a Antonio Barracato e Francesco Billeci. Liriche dalle isole. Di cosa parliamo? Allora, questa diciamo, avventura è nata inizialmente con un concorso di poesia vernacolare a cui ho partecipato proprio nel periodo del lockdown, quando non si poteva uscire, quindi è stato fatto tutto online. E questo concorso, con una poesia in castellaio, lo vinsi e ebbi l'opportunità di conoscere questi due poeti, Antonio Barracato e Francesco Billeci, chiaramente solo tramite Zoom, non di persona, perché non si poteva uscire di casa. E qualche mese dopo Francesco Billeci, che è un editore oltre che poeta, mi propose di tradurre le loro poesie dall'italiano al sardo, perché era affascinato dalla musicalità della lingua logudorese. Io ci provai, gli mandai le traduzioni che mi avevano richiesto e immediatamente mi propose di produrre un libro in cui erano presenti 15 mie poesie, 15 poesie di Francesco Billeci e 15 poesie di Antonio Barracato, tradotte da me in sardo. Prossimo progetto? Prossimo progetto è un libro di poesie e prosa, quindi sarà, diciamo, un ibrido, come sono abituato, completamente in lingua logudorese, con le traduzioni fatte da me, chiaramente. Grazie davvero Franco Carta, siamo arrivati in chiusura di trasmissione, ci rivediamo tra 7 giorni. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.